un'opportunità per riflettere sulle politiche di sviluppo derivanti dal riassetto infrastrutturale e in particolare dalla realizzazione della superstrada pedemontana. Ad offrirla sono le associazioni Confartigianato di Asolo, Montebelluna e di Vicenza, grazie ad un'approfondita analisi su obiettivi che vanno ben oltre il miglioramento della mobilità. La pedemontana veneta, la superstrada che con i suoi 95 km di lunghezza, lavori ultimati tra 5 anni secondo le previsioni, interesserà 36 comuni del Vicentino e del Trevigiano, collegando Montecchio Maggiore a Spresiano, è un'opera essenziale per il miglioramento della mobilità nell'area di riferimento. Questo anche grazie ad importanti interconnessioni come quelle con la A4 Milano-Venezia, la A31 Vicenza-Piovene e la A27 Venezia-Belluno, che ne fanno un'importante alternativa nel contesto del corridoio europeo 5 di una rete autostradale esistente che mostra forti problemi di saturazione. Confartigianato di Asolo Montebelluna e Confartigianato Vicenza, consapevoli che il nuovo quadro che si prefigura dovrà essere opportunamente governato, hanno voluto offrire alle istituzioni locali, chiamate ad un'azione coordinata delle future politiche di sviluppo, uno studio approfondito sugli effetti che l'infrastruttura avrà anche sull'organizzazione del territorio e del sistema commerciale, produttivo, urbanistico e demografico. L'iniziativa, patrocinata e sostenuta da Regione Veneto, Unicredit e Confartigianato regionale, è stata presentata nella sede di Veneto Strade a Mestre. Come obiettivo ci eravamo posti l'idea di fare uno studio sull'impatto che poteva avere la pedemontana veneta, per capire l'impatto che può avere a livello industriale e urbanistico da qui a 15 anni in media. Ecco. Questo è quello che vogliamo fare, perché dobbiamo in qualche modo governare anche l'aspetto urbanistico del territorio. Sicuramente l'arteria non porterà soltanto traffico di camion, di macchine e di persone, ma noi dovremmo capire cosa porterà questa arteria sul nostro territorio proprio in termini di ricaduta anche di organizzazione aziendale, proprio per poterlo trasferire alle nostre aziende e orientare le loro scelte. La realizzazione dell'analisi, che sarà disponibile nel prossimo autunno, è stata affidata allo studio Tolomeo, coordinato dal professor Paolo Feltrin, docente di scienza dell'amministrazione all'Università di Trieste. Innanzitutto bisogna tenere presente che la pedemontana si crea un ulteriore asse per il trasporto in direzione Tarvisio, e siccome oggi la direzione Tarvisio è la direzione principale di scambio merci sud-nord, questo significa arrivare in Austria, in Germania, in Cecoslovacchia, in Polonia, eccetera. Quindi attenzione che la pedemontana nasce come un servizio al traffico locale, ma diventerà una risorsa importantissima, come una sorta di secondo asse parallelo alla 4, che da Vicenza va a Conegliano, poi Pordenone, poi su a Gemona, con il completamento in particolare nei prossimi anni della pedemontana friulana. Lo studio aiuterà ad individuare le opportunità ma anche i rischi per programmare uno sviluppo intelligente che non comprometta le aree da proteggere. Per evitare questi rischi è giusto innanzitutto sapere cosa accadrà e provare anche a immaginare e studiare dove concedere di densificare e dove vincolare e proteggere. Ora, non è una scelta facile e soprattutto se lasciata alla casualità sappiamo già come va a finire. Un po' programmata, un po' prevista, un po' immaginata con le associazioni, con i comuni, con la regione, con la provincia, forse si riesce a costruire qualcosa di più sensato rispetto al passato.